Venezia ricorda gli 80 anni dalla liberazione del nazifascismo con le cerimonie in laguna e terraferma. L'evento si è svolto prima nei giardini di Castello al monumento alla Partigiana, poi in piazza Ferretto a Mestre. Per l'occasione la giovane orchestra metropolitana ha dato voce alla libertà intonando le note dei brani della tradizione, grazie all'entusiasmo dei suoi giovani orchestrali, dal direttore musicale e dei docenti. Affidiamo ai giovani e al loro talento un grande messaggio di libertà, di democrazia, in questo particolare momento storico anche di pace, affinché siano loro a raccogliere il testimone e a essere custodi della memoria, di questa memoria storica. Il 28 aprile del 1945 i carri armati arrivarono in piazzale Roma, le forze di liberazione sfilarono in piazza San Marco insieme ai cittadini. Avvenimento immortalato da iconiche foto dell'epoca e i video dell'Istituto Luce. Non mancano le parole di solidarietà della presidente Damiano rivolte alla comunità ebraica prima di ricordare Papa Francesco. Un messaggio di solidarietà arrivi alla comunità ebraica di Venezia, di tutta Italia, in particolare a Liliana Segre, che anche durante il 25 aprile purtroppo ha subito attacchi e insulti, proprio lei che ha vissuto sulla propria pelle un'orribile pagina della nostra storia. Venezia, con la sua grande storia, in cui davvero è stata promotrice, ha valorizzato i popoli, il dialogo, città dell'accoglienza, crocevia di culture, parta ancora una volta un messaggio di pace e di solidarietà tra i popoli, proprio come ci ha sempre ricordato Papa Francesco.